Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà. È stato anche un omaggio alla storia veneta, al di là delle celebrazioni della liberazione, quello fatto ieri al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un omaggio ai veneti rappresentanti del Presidente Zaia, che ha sottolineato come dopo 75 anni bisogna passare oltre gli schieramenti. La festa della liberazione non deve essere l'occasione per mettere in piedi battaglie tra comunisti e fascisti. Governatore che ha parlato alla sala colma di autorità e di sindaci, ma non alla gente, con il suo discorso coperto dai commenti dei cronisti durante la diretta nazionale, forse preoccupati di possibili derive autonomiste del suo discorso ufficiale. Ho scelto io di non parlarne perché, vista la sacralità dell'evento, visto il fatto che lì davanti a noi in maniera così, come si può dire, virtuale, erano presenti 54.000 partigiani morti, un sacco di civili, 60 milioni di morti con la seconda guerra mondiale, ho pensato che quello che devo dire sulla autonomia l'ho detto direttamente al Presidente. E oggi è la giornata della liberazione, abbiamo parlato di liberazione. E mentre il capo dello Stato ammoniva facili abdicazioni democratiche, la storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. Un omaggio alle donne fatto da Francesca Meneghin, donna prima che partigiana. Signor Presidente, non mi rimproveri se dico anche a lei, come ho scritto molte altre volte, se non fosse in quel periodo non ci fossero state le donne, la resistenza sarebbe stata più lunga e con maggiori lutti. Oltre alle donne, dal governatore richiamo in quei giorni all'azione forte della Chiesa, soprattutto quella rurale, quella più vicina alla gente. Un piccolo borgo che si chiama Montaner. Lì a Montaner un prete, Don Faè, assieme a Giovan Battista, Bitto, dà vita al primo gruppo di partigiani. Poi si chiamerà Brigata Vittorio Veneto, poi diventeranno le Brigate, 1300 partigiani che comunque combatteranno nel Cansiglio. Tra i passaggi del Presidente Mattarella, quello per una resistenza che non deve essere solo memoria ma azione quotidiana. Perché sappiamo che la libertà non può essere elargita dagli altri. Non vi sono liberatori, ma soltanto uomini che si liberano. Mentre dal governatore l'impegno a rendere luogo della memoria, della liberazione, anche la foiba veneta del Cansiglio. Dico che dovrà essere valorizzato, adesso parlerò anche con i miei, da un punto di vista proprio anche architettonico, di visita, magari anche, perdonatemi se lo dico, anche ponendo una questione che è una questione di rispetto, che il picnic lo si deve fare un po' di distanza dal Buz della Lum, perché lì veramente si è celebrata una tragedia per il Veneto.